Il sindaco di Conegliano Fabio Chies annuncia su Facebook la positività al tampone per il coronavirus. Momento difficile, dice, ma uniti combattiamo insieme. Zaia firma un'ordinanza più restrittiva, passeggiate sportive o con i cani entro i 200 metri da casa, supermercati chiusi la domenica, ma su questo punto arriva la frenata del governo. Giro di vite sui controlli confermato dal prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà, sconfortata dal comportamento di molti cittadini. Tra i tanti controlli anche il caso di un uomo fermato dopo che aveva violato la quarantena, e a sorvegliare il comportamento dei cittadini arrivano anche le telecamere. Attivati nella giornata di oggi gli ospedali Covid-19 nella Marca, primi pazienti al San Camillo, Vittorio Veneto pronto. Di oggi una circolare dell'Agenzia delle Entrate che non esenta tutte le aziende dal pagamento delle tasse, è confusione tra i commercialisti nell'interpretazione delle norme. Oggi primo giorno di primavera, ma non per il meteo. Nelle prossime ore in arrivo infatti pioggia e neve fino a 700 metri, poi da lunedì forte vento e un brusco calo termico. Bentrovati telespettatori di Antenna 3 per l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Sono arrivati a quota 4.237 i casi di contagio al coronavirus in Veneto, secondo l'ultimo bollettino ufficiale diramato dalla Regione del Veneto nella serata. 206 nuovi casi rispetto all'ultimo report di questa mattina. Treviso è la provincia che è cresciuta di più con 49 nuovi casi. Seguono con 43 Verona, Venezia 37, 28 Padova, 2 nella provincia di Belluno. 9 in totale i decessi con Covid-19 tra Venezia, provincia di Verona, ospedale di Schiavonia nel Padovano. Nessun caso, nessun decesso con Covid nel Trevigiano. Ma nel Trevigiano c'è stupore per l'annuncio di poco fa sui social del sindaco di Conegliano Fabio Chies, risultato positivo al tampone, ma sentiamo le parole dello stesso Chies. Buongiorno a tutti cari amici, purtroppo non avrei mai voluto fare questo video, ma per precauzione oggi ho fatto il tampone ed è risultato positivo. Per cui per i prossimi 14 giorni dovrò stare a casa, come staremo a casa tutti. Volevo solo dirvi che in questi giorni abbiamo fatto tutto quello che si poteva, abbiamo messo in piedi una grande struttura che in questo momento sta fornendo aiuto a tutti gli amici di Conegliano e soprattutto alle persone anziane. Volevo ancora dare un grande ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando perché questo incubo finisca presto. E sto bene, volevo rassicurare tutti, però purtroppo questo virus è una cosa subdola. Ho preferito, onde evitare ogni tipo di problema, fare questo tampone preventivo e dal tampone è risultato positivo. Ragazzi, stiamo uniti, stiamo tutti assieme, combattiamo questa lunga battaglia. Io continuerò a coordinare da casa come stavo facendo anche negli ultimi giorni tutta la macchina degli aiuti. Devo dire anche che io mi ero già isolato da 15 giorni, ma questo non è funzionato e sta testimonianza del fatto che dobbiamo veramente uscire pochissimo di casa. È una battaglia dura, è una battaglia che impone sacrificio, ma è una battaglia che vinceremo tutti assieme. Per cui oggi vi mando un grande abbraccio virtuale e faccio un video un po' più sorridente del solito. Sicuramente siamo tutti preoccupati, ma devo dirvi che abbiamo un grande sistema sanitario e devo dirvi che dobbiamo stare a casa. Io sarò costretto a starci, ma da qui vi abbraccio tutti. Conegliano è una grande città, una grande comunità e ne usciremo veramente più forti che mai. Viva Conegliano, viva l'Italia e viva tutti gli amici che mi staranno vicino in questo periodo e io starò vicino a loro. Grazie e buona serata a tutti. Queste le parole di poco fa del sindaco di Conegliano Fabio Chies nelle ore in cui la Regione del Veneto Luca Zaia ha deciso di firmare un'ordinanza più restrittiva sugli spostamenti, ma vediamo i dettagli nel servizio. Non è un atto di prevaricazione, di limitazione della libertà, chiedo assolutamente la collaborazione dei veneti, non è un momento facile. Mai un amministratore vorrebbe firmare ordinanze come queste, ma non abbiamo alternativa. Il mio primo obiettivo
non è il consenso, ma è la salute dei veneti. Ieri il presidente Zaia aveva anticipato l'intenzione di voler firmare un'ordinanza più restrittiva 24 ore dopo l'annuncio. Ho firmato l'ordinanza questa mattina, quindi da domani cambiano alcune cose. Il governatore del Veneto dunque ha firmato un'ordinanza che prevede misure più restrittive con un unico obiettivo: contrastare l'assembramento di persone, scongiurando così un'ulteriore diffusione del contagio. Nello specifico vengono chiusi parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico e siti che si prestino all'intrattenimento per attività motoria di qualsiasi natura. L'uso della bicicletta o di altri mezzi di locomozione e lo spostamento a piedi sono consentiti secondo quanto previsto dai DPCM dell'8 e 9 marzo, quindi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità. E ancora, nel caso in cui la motivazione degli spostamenti suddetti sia l'attività motoria, stiamo parlando di passeggiate e footing, o l'uscita con l'animale per la compagnia per le sue necessità fisiologiche, la persona è obbligata a rimanere nelle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque a distanza non superiore di 200 metri, con l'obbligo di documentazione agli organi di controllo del luogo di residenza o di dimora. Dunque l'attività motoria o le uscite con i propri cani devono essere limitate ad una distanza non superiore ai 200 metri da casa, sempre facendo attenzione ad evitare assembramenti, stretta anche sull'apertura dei bar nelle aree di servizio e rifornimento carburante. È consentito lungo la rete autostradale, quindi bevande, alimenti, i bar per capirci, e il buffet, gli autogrill sono aperti. B. È consentita limitatamente la fascia oraria delle 6 del mattino alle 6 di sera per quelli che sono extraurbani dei distributori. Non è consentita C nelle aree di servizio e rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano i centri abitati. E poi l'ordinanza interviene anche in materia di esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari. È vietata nel giorno della giornata di domenica, quindi domenica tutto chiuso. Nell'accedere agli esercizi aperti al pubblico per approvvigionarsi del necessario è fatto a tutti obbligo di limitare l'accesso all'interno, stiamo parlando dei punti vendita, dei locali ad un solo componente per nucleo familiare. Restano invece aperte farmacie, parafarmacie ed edicole. L'ordinanza sarà valida fino al 3 aprile, salvo proroga o revoca. Le misure regionali perdono efficacia nel caso entrino in vigore disposizioni statali più restrittive. E la mia coscienza mi dice che la salute dei veneti va tutelata così, e forse è ancora poco come restrizione. E ad annunciare un ulteriore giro di vite il prefetto di Treviso Laganà, decisamente sconfortata per l'atteggiamento di alcuni cittadini. Se non c'è la buonsenso e la buona volontà dei cittadini, noi potremmo avere l'esercito e forse anche una componente di esercito straniero, non ne verremo a capo. È sconfortata il prefetto Maria Rosaria Laganà di fronte ai dati quotidiani di cittadini che non hanno compreso quanto sia importante stare isolati per evitare la diffusione del contagio da coronavirus. E non solo dai rapporti giornalieri. Sono abbastanza rattristata. Ho il polso della situazione anche attraverso i quesiti che vengono quotidianamente fatti qui in prefettura. Abbiamo ormai un ufficio che quotidianamente con 2 persone non fa altro che rispondere alle chiamate, ma anche quesiti scritti, e alcuni dei quali veramente lasciano esterrefatti, perché è come se la sensazione che molte persone ancora abbiano compreso la gravità del momento e quindi cercano una legittimazione per uscire di casa, per fare attività assolutamente futili, omettendo di ricordare quello che sta accadendo nelle corsie degli ospedali. E sulla richiesta dell'esercito sulle strade per far rispettare le regole il prefetto precisa. Abbiamo rivisto questo utilizzo perché queste pattuglie di militari sono molto utili nella loro collocazione, diciamo così, che generalmente hanno presso le caserme a Zanus e La Serena, dove, come sapete, sono ospitate ancora un numero considerevole di richiedenti asilo, i quali ovviamente hanno anche loro libertà di movimento, ma che devono ovviamente attenersi a quelle che sono le prescrizioni, quindi muoversi soltanto se ricorrono alcuni presupposti. Quindi ci è sembrato giusto e utile come dire, mantenerli in quella collocazione, perché altrimenti avremmo dovuto distogliere altre pattuglie per fare questo attenzionamento di quelle zone. Prefetto che comunque ha annunciato un nuovo giro di vite sui controlli a tutti i livelli. Abbiamo fatto anche poco fa in videoconferenza un'altra riunione di comitato. L'indicazione è quella veramente di battere
battere il territorio a tappeto e di non far passare nessuna infrazione attraverso quella che è la verbalizzazione e quindi le conseguenze che ci saranno sul punto di vista penale e poi anche pecuniario. Però ecco, l'invito è che le persone si facciano veramente un esame di coscienza, tra l'altro anche da parte degli adulti rispetto ai figli che sono a casa, che quindi in questo momento vedono forse questa assenza dalla scuola come una vacanza, bisogna invece far capire qual è la gravità del momento e innanzitutto sono importanti i comportamenti personali, quindi credo che sia veramente un momento particolare in cui dimostriamo di essere o una società con senso civico oppure una generazione in qualche modo perduta. Ecco, ma vediamo molto concretamente come si stanno articolando i controlli sul territorio con il servizio di Lucio Zanato, vediamo come si sta comportando la polizia locale di Treviso. Chi si sposterà e crea comunque assembramenti sarà anche sanzionato attraverso la videosorveglianza. Ricordiamo che la videosorveglianza può essere utilizzata a livello penale, quindi per procedimenti penali. Utilizzeremo anche la videosorveglianza per riconoscere le persone che fanno assembramento. Caccia aperta a chi viola le regole anticontagio. Tutti gli occhi elettronici di Treviso inflessibili nella ricerca di chi si sposta in gruppo o peggio organizza feste o grigliate di condominio. È solo una delle norme restrittive messe in campo dalla Polizia Municipale di Treviso, che venerdì è uscita in massa anche con il drone per controllare se chi transitava in auto lungo il Terraglio o la Pontebana aveva dei buoni motivi per farlo. Tanti veicoli fermati in un paio d'ore, segno che c'è ancora troppa gente in giro in un momento dove i contagiati sono in costante crescita. Per questa mattina abbiamo terminato, sono state identificate 51 persone e di queste 51 persone 3 sono state denunciate in quanto stavano circolando senza un valido motivo. Non occorre fare i furbi, soprattutto perché intanto si mette in pericolo la propria salute, si mette in pericolo la salute degli altri e poi ci sono delle sanzioni pesanti, quindi bisogna stare a casa. Ricordiamo che è penale, quindi si finisce davanti al giudice. Esattamente, pur essendo un reato cosiddetto minore, comunque è sempre un reato, per cui si rischia anche la fedina penale, si va davanti al giudice e si paga una sanzione. E sicuramente finirà davanti al giudice l'uomo che ieri presso lo stadio Monigo è stato fermato da una volante mentre era in auto con altre 2 persone. Incrociando i dati, i poliziotti hanno scoperto che è un possibile contagiato evaso dall'isolamento fiduciario con divieto assoluto di spostamento dalla sua abitazione. Stessa sorte, ma con più capi di imputazione, toccherà anche ad un padovano e un vicentino immortalati dalle fototrappole mentre abbandonavano rifiuti a Castelfranco. Per loro non solo le sanzioni riservate agli ecovandeli, ma anche quelle per il mancato rispetto delle norme anticontagio. Insomma, agenti e tecnologie per obbligare chi proprio non vuol capire a rispettare la salute propria e degli altri. Poi c'è chi le regole le rispetta, come questo ciclista fermato lungo il Terraglio. Sono andato a Melpano, avevo casa e da là non mi muovo più. Ha visto che ha fatto i controlli, non si scherza mica. E l'ha fatto bene, ma mi sono d'accordo. Ci vediamo. Da Treviso a Valdobbiadene i controlli sono serrati, in questo caso vi mostriamo le immagini di un'operazione dei carabinieri che hanno alla fine arrestato in flagranza un ragazzo 19enne di origini marocchine. Perché cazzo si sta facendo un video? E poi mi fanno così per tirarmi una sberla, io se non posso fare un video e continuo a fare video, ma c'è gente, hanno visto tutti, che cazzo vuole tirarmi una sberla, la tiri, non ci faccio così per tirarmi su una tiri. Sono volate parole grosse nel corso di un controllo dei carabinieri a Valdobbiadene quando nella serata di mercoledì si sono avvicinati a un gruppo di ragazzi che si trovavano nelle vicinanze della piazza centrale e che non stavano rispettando le distanze di sicurezza imposte dai vari decreti. Apriti cielo, un ragazzo in particolare è andato in escandescenza alzando la voce infastidito dai consigli dei militari sulla necessità di evitare assembramenti. Il video dell'aggressione, ripresa da un testimone, ha fatto presto il giro dei social e dimostra la calma olimpica usata dai carabinieri nei confronti del giovane, un 19enne di origini marocchine residente a Montebelluna, che si era dato appuntamento con altri ragazzi e ragazze del posto, diversi minorenni, che hanno assistito alla scena senza intervenire. L'aggressione, condita da bestemmie e toni esacerbati, è finita con l'arresto del ragazzo per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il 19enne, disoccupato e con precedenti di polizia, dopo una notte in camera di sicurezza è stato rimesso in libertà dalla Procura della Repubblica di Treviso. Torniamo all'emergenza sanitaria e alle parole del governatore Zaia, che ha espresso preoccupazione per quanto riguarda il mercato delle forniture. Il mercato mondiale è al collasso, ha detto Zaia.
È una corsa contro il tempo, quella dei medici negli ospedali per salvare vite umane e quelle della politica per trovare respiratori, mascherine, tamponi. Il presidente Zaia nella consueta conferenza stampa decide di rendere ancora più visibili i dati sui contagi, scrivendo i numeri del dramma a caratteri cubitali. Volevo soffermarmi assieme a voi su questo dato. 1070 è un grande ospedale hub, anzi direi che è un grandissimo ospedale hub, cioè noi abbiamo ormai pazienti ricoverati in infettive, in semi-intensiva e in intensiva che cubano un grande ospedale hub, 1070 persone. Un quarto dei ricoverati in Veneto, spiega ancora il governatore, finisce intubato. Numeri che fotografano la cruda realtà dell'emergenza alla quale si affianca quella degli approvvigionamenti. Siamo in emergenza totale rispetto agli approvvigionamenti, che vanno dallo schermo, dalla visiera, alle mascherine, ai ventilatori e anche ai farmaci. Avevamo un carico che doveva arrivare dalla Svizzera di respiratori e c'è stato letteralmente dirottato presso altri lidi. Stavamo comprando degli respiratori in Cina e c'è stato letteralmente soffiato da chi può permettersi di arrivare con la valigia, con i contanti e a pagare. Noi partecipiamo a trattative per mascherine che partono a €1 e alla fine dobbiamo lasciare la trattativa e si arriva anche a 4-5 euro. Io sono preoccupato perché il mercato mondiale è collassato. Viviamo sul filo del rasoio, chiarisce Zaia, che spiega come l'emergenza non riguardi solo le mascherine ma anche i tamponi. Ma a questo punto veramente invoco controlli. Li invoco perché non è possibile che dalla sera alla mattina gli ordini vengano poi decimati, o meglio centellinati, e poi si sa che qualcun altro magari ha prodotto. E mi fermo qui, perché se il gioco è quello di avere un cartello sul mercato, vi garantisco che farò di tutto per romperlo io sto cartello. Non è possibile che i tamponi dalla sera alla mattina comincino a diventare introvabili. 100.000 i test ordinati dalla Regione Veneto. Roba strana, che finché non partiamo con le iniziative, roba ce n'è sul mercato. Quando partiamo, comincia sempre questa strana roba che comincia a sparire, comincia a costare di più. E io non ci sto a queste robe, Le preoccupazioni riguardano anche i farmaci. Ce ne sono alcuni innovativi che stiamo testando, ma sul mercato non sono in quantità tale per tutti questi malati, aggiunge ancora il presidente del Veneto, che non nasconde poi il suo disappunto di fronte ad alcune notizie delle ultime ore. A voi sembra normale leggere una notizia che se è vera, perché ormai bisogna sempre dire che se è vera, che un cargo americano è partito da Aviano con 500.000 tamponi realizzati nell'azienda di Brescia e noi non riusciamo a trovarli. Io mi metto nei panni del collega Fontana che viene a sapere che un'azienda di Brescia, se è vero, consegna 500.000 tamponi quando noi ce li danno col contagocce. Ne abbiamo comprati 100.000, ce ne consegnano 5-6.000 ogni tanto. Sul fronte della sanità trevigiana sono stati trasferiti dal Cafoncello al San Camillo i primi 10 pazienti, mentre sopralluoghi sono stati effettuati nella giornata di oggi in vari ospedali della Marca, da Vittorio Veneto a Valdobbiadene. Siamo pronti a Treviso per aumentare i posti di terapia intensiva, però chiedo ai cittadini, se evitiamo di girare forse non avremo bisogno neanche di questi posti. Il messaggio ai trevigiani è chiaro: la sanità della Marca è pronta al picco, ma questo non giustifica comportamenti irresponsabili. Nel giorno del nuovo giro di vite sugli spostamenti, il direttore generale ha effettuato i sopralluoghi negli ospedali su tutti il nosocomio di Valdobbiadene. Siamo andati a vedere il Guicciardini, l'ospedale che è stato praticamente rimesso a nuovo, in 5-6 giorni, quindi parliamo degli ospedali cinesi, ma qua abbiamo gente veramente che riesce a tirar su in ospedale in 5-6 giorni, quindi come direbbero i francesi, anche se non mi sono molto simpatici, chapeau, veramente tanto di cappello. Siamo andati a vedere piano per piano, sono tutti attrezzati, stanno mettendo i letti, veramente è un ospedale e non un ospedale a campo, è un vero ospedale. Riorganizzato anche l'ospedale di Vittorio Veneto, dove è sospesa l'attività del punto nascite. La cosa positiva è che andremo ad attivare da qua a lunedì
dei posti di terapia intensiva e quindi andremo ovviamente a preparare anche i nostri anestesisti e portare qualche intensivista da Treviso verso Vittorio Veneto, e questo è un fatto positivo per i vittoriesi perché poi avranno persone qualificate che potranno seguire anche la terapia intensiva. Intanto nelle ultime ore 10 pazienti sono stati trasferiti dal Cafoncello al San Camillo di Treviso, dove si procederà con criterio. Ogni giorno andremo ad aggiungere 10-15 persone fino ovviamente ad arrivare a riempire i 90 posti letto, e speriamo mai, nel senso speriamo che questa ondata si fermi, ma comunque abbiamo trovato la massima solidarietà e la massima collaborazione da parte del San Camillo. Resta la questione del personale, con l'azienda Zero alla ricerca di nuovi profili sanitari. Una procedura straordinaria è stata avviata anche dal Ministero della Difesa per la chiamata diretta di 120 ufficiali medici e 200 sottufficiali infermieri sul territorio nazionale. Dall'ULS 2 confermano ci vorrà tutta la collaborazione possibile. Questo è un periodo difficile, è un periodo che dobbiamo tenere duro per il nostro bene, per la nostra salute, per le nostre famiglie, per i nostri amici, per la nostra popolazione. Quindi stiamo a casa perché saremo messi alla prova ancora per 15-20 giorni. Quindi più restiamo a casa, meno diffondiamo il contagio, e per cui più finirà questa tempesta. Quindi chiedo a tutti veramente di stare a casa. Adesso per noi c'è la pubblicità, dopo. Di nuovo insieme per parlare di come questa emergenza coronavirus sta per essere affrontata dalle case di riposo. Un appello ai familiari arriva in queste ore dal direttore dell'ISRA di Treviso. Le regole è che non entra nessuno se non chi deve lavorare nella cura delle persone, punto. Quindi familiari, non mi passa lontanamente per la testa l'idea che dal 3 o 4 aprile insomma apri porte e finestre a tutti. Non sarà così, quindi chiediamo la collaborazione dei familiari che possono contattare, e vengono contattati da noi, i familiari vengono messi in contatto telefonico o video. Di fatto le case di riposo sono sigillate, solo nelle strutture dell'ISRA sono 850 gli anziani assistiti, le eccezioni nei casi più gravi, quando a prevalere sono le ragioni più profonde. Nel caso di situazioni molto gravi di non coronavirus ma di probabile decesso della persona, perché assistiamo anziani, allora i familiari vengono forniti delle protezioni necessarie, vengono accompagnati al capezzale, diciamo, del loro caro in un contesto molto protetto, e quindi viene consentito dove possibile, ecco, un ultimo contatto con la persona cara. Viste le misure estreme adottate, la situazione è sotto controllo. Positivi al momento sono risultati 2 medici ed è scattato il protocollo. Abbiamo avuto 2 medici di medicina generale che, pur con mascherina, con guanti, con tutte le protezioni dei casi, sono stati riscontrati. Loro sono, diciamo, davvero, i medici di base sono in trincea come tanti altri, ma loro tra i tanti, e questi casi sono stati ovviamente messi in quarantena obbligatoria a domicilio per la cura. Gli anziani che sono stati visti da queste persone, una decina in un caso, 7 in un altro, sono sotto stretta sorveglianza. Nel frattempo, tra le mura delle strutture ISRA vanno avanti anche le attività ordinarie come logopedia e supporto psicologico. Alcune attività vengono volutamente mantenute proprio per dare il senso che la vita continua e che ci prendiamo cura di loro. Emergenza sanitaria, sociale ma anche economica, con i commercialisti che non sanno cosa rispondere alle imprese e agli artigiani sul fronte del pagamento dei tributi. Da circolari dell'Agenzia delle Entrate e da quotidiani Italia Oggi e Sole di oggi, per alcune attività non vale la proroga delle scadenze. La sospensione delle tasse non è uguale per tutti. Suona come l'ennesimo esempio di confusione dello Stato, ancor più grave in un momento di emergenza sanitaria quanto economica. Aziende chiuse, produzione ridotta al minimo indispensabile si traducono in una vera e propria economia di guerra. E non a caso il quotidiano economico di riferimento in Italia ha titolato Consumi nazionali come nel 1943. L'ho letto anch'io il Sole e sono rimasto basito anch'io. È chiaro che ci dovremo aspettare un prolungo di questa crisi che non è in questo momento quantificabile.
È ora però che si faccia chiarezza, o quantomeno quanto prima si effettui il cosiddetto piano Marshall per salvare e mettere in piedi norme a sostegno delle imprese. Lo scenario che si prospetta, sottolinea Schiavone, è economicamente molto grave soprattutto per l'export. Perdita del pacchetto clienti causato dalla mancata evasione degli ordini o dal blocco delle consegne alle frontiere. Inevitabile ritardo sull'arrivo delle materie prime che si prolungherà anche alla fine del contagio. È una macchina economica che si sta spegnendo con un riavvio inevitabilmente lento, che si tradurrà in aziende che non riapriranno e relativa perdita di posti di lavoro. E senza stipendi è difficile fare acquisti a sostegno delle nostre filiere produttive come agricoltura o tessile e abbigliamento. E tutto questo mentre lo Stato conferma alcune tassazioni. La questione di adesso è l'amarezza e l'incertezza sulle norme. C'è tanta confusione. Sul Sole di oggi viene smentito il click day dei famosi 600 euro. I 600 euro che ad oggi non si sa come verranno distribuiti e tramite quale mezzo verranno distribuiti. C'è molta incertezza. Ho tante telefonate a volte di cosa faccio? Cosa faccio? Bella domanda. Ecco, però è il tempo della solidarietà. Andiamo in onda, vi mostriamo questo, è il conto corrente attivato dalla Regione del Veneto per donare. Vedete l'IBAN, la causale e ovviamente l'intestatario che è la Regione del Veneto. L'appello quindi è quello di donare. E torniamo in studio per parlare del meteo che ci attende nei prossimi giorni. Anche su questo fronte ci saranno delle sorprese, ma facciamo il punto con il generale Iannicelli. Ha avuto oggi inizio 20 marzo la primavera, quindi l'equinozio, con la durata del giorno uguale a quella della notte. Certo una primavera che inizia non sotto i migliori auspici per la nota, una grave emergenza, ma anche dal punto di vista meteorologico, come vedremo, per un afflusso di aria fredda che si farà sentire. Ma più in dettaglio prevediamo su tutto il Trevigiano per domani inizialmente una nuvolosità irregolare, spazi di sereno anche, però una nuvolosità che andrà a aumentare in serata, con possibilità poi notate di qualche precipitazione sparsa, ma anche nevosa, che scenderà sempre più in basso fino ad arrivare a 700 metri di quota. Ancora qualche pioggia residua, ripeto sparsa, non intensa, a inizio domenica, e poi graduale miglioramento, quindi dei rasserenamenti. Diciamo una nuvolosità che ci accompagnerà in modo irregolare con spazi di sereno la prossima settimana, ma il fatto più evidente già da lunedì è la caduta della temperatura. Quest'alta pressione che interessa l'Europa nord-orientale indirizzerà verso di noi un flusso di aria fredda, quindi avremo delle minime sotto zero, quindi delle gelate notturne, un paio di giorni in cui la temperatura anche in pianura scenderà sotto lo zero e darà delle gelate, questo creerà sicuramente qualche problema. Le massime non andranno oltre 8, 10, 12 gradi, quindi scenderanno notevolmente rispetto alla condizione attuale. Poi nel corso della settimana riguadagneranno valore, ma con qualche difficoltà, quindi con molta gradualità. C'è da dire che in questo fine settimana i venti si rinforzeranno da nord-est, quindi arriva, come dicevamo, aria fredda, venti che assumeranno anche una certa forza e quindi favoriranno sul mare un aumento dell'altezza delle onde, quindi avremo come previsioni un alto Adriatico da molto mosso addirittura agitato. È tutto. Adesso andiamo a Belluno. Nel bellunese, dove i casi da coronavirus positivi sono 197, stando al bollettino ufficiale di questa sera, 2 in più rispetto al report di questa mattina, nessun nuovo decesso nella fascia oraria tra le 8 e le 17. Sorvegliate speciali in provincia di Belluno sono le case di riposo. Inquietano i contagi nelle case di riposo bellunesi. In alcune strutture residenziali per non autosufficienti, in particolare il centro servizi socio-assistenziali dell'Alpago, risultano casi positivi da coronavirus sia tra gli ospiti che tra il personale di assistenza. La parola d'ordine è garantire la continuità assistenziale. Per questo oggi la CISL di Belluno Treviso, assieme alla Federazione della Funzione Pubblica, ha chiesto alla direzione strategica di ULSS 1 Dolomiti di istituire una task force da dedicare al sostegno diretto di queste strutture, garantendo sia dispositivi di protezione che formazione del personale. Il sindacato è intervenuto più volte nei giorni scorsi per tentare di prevenire situazioni potenzialmente pericolose in alcune strutture sanitarie e sociosanitarie accreditate, come appunto sono le case di riposo. Spiega
Mario De Boni, segretario della CISL, Funzione Pubblica Belluno Treviso. Abbiamo evidenziato da un lato la mancanza di indicazioni uniformi sulle procedure finalizzate al contenimento del contagio, dall'altro la carenza di dispositivi di protezione individuale. CISL ha chiesto di fornire indicazioni precise in riferimento all'utilizzo dei dispositivi a tutto il personale che si occupa di assistenza, compreso quello dipendente dei centri per i servizi alla persona, quali IPAB, case di riposo, cooperative sociali, strutture di sanità privata, sia di accertarsi della sufficiente disponibilità di guanti e mascherine. L'emergenza è tale per cui non vi sono risposte automatiche e risolutive, ma in una scala di priorità chiediamo di concentrare gli sforzi in questi luoghi di cura, aggiunge il segretario generale aggiunto Rudy Roffarè. La difficoltà di approvvigionamento di dispositivi di protezione è nota e giusto oggi, per ironia della sorte, un furgone che trasportava mascherine dirette alla casa di riposo per cause da accertare si è ribaltato a Marziai di Lentiai. L'autista, rimasto fortunatamente illeso, stava procedendo in direzione Belluno. L'intervento per i rilievi è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Quero. L'ULSS 1 intanto ha aperto un conto corrente dedicato alla raccolta di donazioni in denaro per gli acquisti di presidi sanitari o attrezzature sanitarie per i reparti che stanno gestendo l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il modulo per compilare la donazione può essere scaricato dal sito dell'azienda sanitaria. Intanto nel pomeriggio proprio l'azienda sanitaria ha reso noto che il distretto di Belluno ha svolto un sopralluogo alla casa di riposo di Puos dal Pago, dove ad oggi il numero degli ospiti positivi al virus è salito a 25. La struttura ha creato un'ala dedicata in cui gli anziani non vengono a contatto con alcuna persona salvo con gli operatori addetti, attivata quindi una vera e propria task force. Sono intanto 10 contagi in pochi giorni a Cortina d'Ampezzo, il virus quindi è arrivato in montagna. Il sindaco Ghedina ha rinnovato l'appello, l'invito ai suoi concittadini di rimanere in casa. Siamo fortemente preoccupati, se da un lato nella giornata del 18 sembrava che ci fosse qualche rallentamento, nella giornata poi di ieri effettivamente c'è stato un'accelerazione dei casi di coronavirus. La preoccupazione è forte a Cortina, sono già 10 i casi di positività al Covid-19, il numero potrebbe crescere vista la tendenza dell'incidenza registrata oramai in quasi tutta la provincia di Belluno. L'attenzione è massima e l'invito, meglio l'imperativo di restare a casa, sintetizza la necessità di proteggere noi stessi e gli altri. Non ci sono ragioni al di là appunto di quelle lavorative per uscire, quindi bisogna che siamo tutti solidali in questa situazione di estrema difficoltà. La macchina dell'amministrazione comunale Obtortocollo ha rallentato i suoi ritmi, ma il personale con il sindaco e la giunta sono in prima linea. In qualche modo per andare incontro alle esigenze dei più e soprattutto per da una parte tranquillizzare gli animi, dall'altra parte ovviamente per prendere tutti i provvedimenti che servono. Oggi l'ordinanza della Regione Veneto, che ha dato un giro di vite anche a passeggiate e uscite superflue, probabilmente inciderà sulla propagazione del virus. Insomma, qualcuno forse non l'ha ancora capito, bisogna rimanere in casa perché è una questione importante verso se stessi, ma anche di responsabilità verso gli altri e verso i propri vicini. Bisogna che ci sia questo sacrificio, un paio di settimane, forse anche più, però dopo ne usciremo, ne sono certo, quindi rimanete a casa. Intanto oltre 370 controlli sono stati effettuati dalle Fiamme Gialle bellunesi per la verifica delle disposizioni sull'emergenza coronavirus. 2 persone sono state segnalate all'autorità giudiziaria, una residente a Cortina d'Ampezzo perché trovata per strada senza alcun giustificato motivo di necessità e l'altra residente a Santa Giustina che giustificava il suo spostamento per motivi di lavoro, circostanza poi smentita dal riscontro effettuato dalla pattuglia. I controlli hanno riguardato anche 15 farmacie e 3 parafarmacie dove non sono stati però rilevati rincari ingiustificati sui prezzi. Adesso la nostra rubrica Andrà tutto bene. Da Monte Belluna vogliamo dire a tutti i bambini che andrà tutto bene. Auguri al papà del mondo, soprattutto il nostro. Auguri papà Agostino!
Ecco i vostri messaggi perché tutto andrà bene. Adesso ci lasciamo, ci sono le previsioni del tempo subito dopo il punto della giornata con la collega Francesca Bozza. Buon proseguimento di serata. Super fresco a Ponte della Priula, negozio fuori dal coro. Super fresco a Ponte della Priula, qualità al giusto prezzo. Bentrovati al meteo. L'anticiclone comincia a cedere. Sabato 21 marzo i primi segnali di un cambiamento del tempo e dell'irruzione fredda che si concretizzerà nei prossimi giorni. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino addensamenti con nebbia e foschie piuttosto fitte. Andrà meglio dal pomeriggio con maggiore presenza di sole. Non si escludono poi dei piovaschi, specie sui monti del Bellunese. Temperature per ora ancora stabili, minime tra 6 e 9 gradi, massime comprese invece tra 13 e 15 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con locali riduzioni della visibilità al mattino, ma poi in rapido dissolvimento sarà anche qui più soleggiato nelle ore pomeridiane. Temperature minime tra 7 e 8 gradi, massime invece sui 15 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui sole prevalente, salvo per locali rovesci sui settori alpini di confine. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime invece tra 18 e 19 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Amaro Montegrappa, alcol da cereali con erbe ed estratti naturali. Amaro Montegrappa, chiedilo al tuo bar.